Nuovo passo verso la fusione tra Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone. Ieri le primarie a scopo consultivo tra gli elettori dei tre comuni su nome e sede del nuovo capoluogo. Entro un anno il referendum vero e proprio. Tino Zava. Bassa l'affluenza, poco più di 1000 si sono recati alle urne nei tre municipi, un elettore su 4. Prevedibile considerando la giornata domenicale e il caldo afoso. Una semplice consultazione tra i cittadini per saziare i loro orientamenti, confluiti in una direzione precisa, quella di Valvasone, baricentro geografico e storico di quest'area, già capoluogo, in una fusione molto meno democratica durante il ventennio. Le tre municipalità hanno così rafforzato la volontà di procedere unite. Siamo convinti di ascoltare i nostri concittadini e quindi di capire se in realtà è una fantasia nata in questi ultimi anni, e parlo di molti anni, o c'è proprio una necessità che sarebbe anche giustificata da quello che sta succedendo a livello nazionale. In attesa della nascita di una nuova entità da 5.000 abitanti, Valvasone si conferma quindi, quasi plebiscitariamente, come sede del futuro capoluogo. Per quanto riguarda invece il nome del nuovo ente, Valvasone Arzene e anche la comunità di San Lorenzo si è espresso per Valvasone, a San Martino invece il nome più gettato è San Giacomo al Tagliamento, riproponendo una zona baricentrica rispetto alle tre comunità. Le indicazioni dei cittadini saranno ora valutate dalla commissione paritetica intercomunale. Abbiamo 2 settimane di tempo per predisporre la bozza che dovrà essere sottoposta all'attenzione dei 3 consigli comunali. Con l'approvazione di quest'ultima andremo a chiedere alla Regione di fare il referendum per la fusione entro novembre-dicembre di quest'anno. Se il referendum andrà a buon fine, il neonato ente muoverà i primi passi amministrativi il 1° gennaio 2015 con elezioni in primavera.